Siamo di fronte alla base PISC di Quirra, come potete vedere, qui si sta trovando il movimento sardo, sino al nucleo e tutti coloro che aderiscono a questo movimento antinucleare, proprio per rivendicare l'uscita delle basi militari dalla Sardegna, poiché in questa zona, come sapete, centinaia di persone si stanno ammalando a motivo delle nanoparticelle e stanno anche morendo. La situazione qui intorno è drammatica perché su 100 pastori il 60% si sono ammalati di cancri dovuto appunto a queste nanoparticelle che, a detta della dottoressa Gatti, le nanoparticelle ci impiegano circa 2 ore per entrare all'interno del corpo e andare a mettersi nei organi vitali come il fegato, testicoli, i reni, e lì lavorano e si sviluppano appunto le cellule cancerose. Perciò è importante questa mobilitazione oggi, dove si sta per piantare una simbolica rivendicazione di sovranità sul proprio territorio. Sono presenti sindaci, sono presenti molte personalità, tutto il movimento indipendentista sardo, il sindacato della Confederazione Sindacale Sarda, come vedete ci sono anche dei partiti italiani come Rifondazione Comunista, sono appartenenti a altri sindacati di base e appunto, come dicevamo, i movimenti indipendentisti come Sardegna Nazione, IRS, Amanca Plus Indipendenzia, poi c'è anche il Paris, Maluentu sarebbe, e tutti coloro che hanno aderito, che sono qui proprio per poter rivendicare da parte del popolo sardo il loro diritto a vivere una terra libera da queste sostanze cancerose, con la libertà dovuta a un paese sovrano, perché come sappiamo tutti la Sardegna è una nazione senza Stato. Questo lo sapevano già nel fascismo, lo sapevano perché dal Regno di Sardegna poi è venuto il Regno d'Italia, proprio a motivo della corona sarda che si è potuto poi fondare il Regno d'Italia, e solo per la perfetta fusione del 1847 la Sardegna divenne praticamente integrata nel Regno d'Italia, cosa che oggi vogliamo ribadire il nostro no a questa fusione perfetta, perché come vediamo siamo sempre una colonia e qui continuano a portare, come abbiamo visto, anche le scorie radioattive lì a Portovesme. Sono stati fermati dei camion con appunto tutte queste scorie delle acciaierie di Brescia, sono radioattive, e qui non vogliamo più questa porcheria. Sappiamo che gli stati coloniali usano le loro colonie per scaricare ogni nefandezza e vogliamo dire basta, basta a tutto questo. Infatti vogliamo essere attivi oggi piuttosto che radioattivi domani, come appunto i ragazzi stanno ponendo evidenza in questo striscione, e di conseguenza la libertà che noi rivendichiamo è la libertà di gestire la nostra terra liberi e sovrani. Sagantadora!